Ho cercato di farla finita ma non ho avuto il coraggio, così Filippo Turetta. La polizia tedesca, dal verbale dell'interrogatorio in Germania emerge anche l'ammissione di aver ucciso la fidanzata. Via libera all'estradizione. L'auto di Turetta ferma per 90 secondi in un'altra zona dell'area industriale di Fossò. Poco dopo l'aggressione a Giulia, dalle telecamere di sorveglianza emerge un nuovo video della notte del massacro. Dopo la tragedia di Giulia e l'appello di papà Gino Cecchettin, boom di chiamate ai centri antiviolenza, soprattutto da parte di genitori preoccupati per le figlie. Dramma a Teolo, dove questa mattina i vigili del fuoco hanno ritrovato i corpi senza vita di 2 persone, l'anziana mamma e il figlio 60enne a lanciare l'allarme ai vicini di casa. Caporalato al mercato agroalimentare di Padova dopo la denuncia di un gruppo di lavoratori che avevano raccolto poche settimane fa durante una protesta. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato a 3 misure cautelari. Oltre 700 persone questa mattina a Miane per l'ultimo saluto. Danila Grigiai, morta in un incidente sul lavoro alla Boccona di Pieve di Soligo, indagato anche l'amministratore delegato dell'azienda. Attrarre in Veneto i giovani oriundi, questo è il piano della Camera di Commercio per superare la carenza di manodopera dalle fabbriche al turismo. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dall'omicidio di Giulia Cecchettin. Ho provato ad uccidermi, ma non ho avuto il coraggio. Sono le prime rivelazioni delle parole, la confessione che Filippo Turetta ha reso alla polizia tedesca al momento dell'arresto. Poi c'è il via libera alla sua estradizione che potrebbe farlo presto tornare in Italia. Parliamo davvero di pochi giorni. Il suo avvocato non esclude anche la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica. Facciamo il punto. Filippo Turetta potrebbe tornare in Italia tra pochi giorni. Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione per il 22enne di Torreglia, accusato di aver brutalmente ucciso Giulia Cecchettin. La decisione sarà comunicata al Ministero della Giustizia, che chiederà al Ministero dell'Interno di disporre il trasferimento in Italia. Filippo Turetta inoltre ha dato il consenso a venire consegnato alle autorità italiane. I tempi per il rientro dunque potrebbero essere davvero brevi. Certamente aver dato il consenso significa accelerare la procedura, questo senz'altro, perché non c'è l'ulteriore udienza di merito che accerta il diritto o meno di avere la persona da parte dell'Italia. Però ecco, i tempi sono comunque, per legge e per quella che è la procedura classica, la prassi, comunque non consistono in 2 o 3 giorni. Però potrebbe anche essere che in questo caso, vista la particolarità, si voglia fare qualcosa di diverso e si voglia partire immediatamente con la traduzione della persona in Italia. Il ministro dell'Interno Antonio Tajani in un messaggio ha ringraziato la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato. Filippo Turetta, quando è stato arrestato, ha detto alle autorità tedesche: "Ho ucciso la mia fidanzata", e ha confessato di aver tentato di togliersi la vita ma di non averne avuto coraggio. È molto provato, racconta l'avvocato compagno che ha sentito il legale tedesco che ha visto il giovane in carcere. Un ragazzo molto giovane, un ragazzo molto fragile, ovviamente, per la sua età. E poi un ragazzo che è stato visto molto stanco, provato della vicenda, e sono sicuro che sia anche molto come dire, dispiaciuto di tutto quello che è successo dai racconti che mi vengono fatti. Ovviamente lui deve assumersi la responsabilità di quello che ha fatto. L'avvocato compagno non esclude che una volta in Italia potrebbe richiedere per Filippo Turetta una perizia psichiatrica. Questa può essere un'ipotesi che potremmo percorrere. Al momento ovviamente io non posso né confermarla e né smentirla, perché è una ipotesi che va probabilmente verificata, ma al momento non lo so. Perché non lo dovremmo fare? Perché non dovremmo capire che cosa c'è stato nella sua mente in quel momento, anche solo per capire cosa è successo, che cosa è avvenuto. Non mi sento a oggi di dire assolutamente no, non è da fare, oppure assolutamente sì, è da fare. Nel frattempo la polizia di Halle dovrebbe nuovamente esaminare la grande punto nera usata da Filippo Turetta per la fuga. Al suo interno, oltre che a chiazze di sangue, sono stati ritrovati guanti di plastica, 300 euro in contanti e un cellulare. Sono stati spostati i fiori dalla casa di Giulia, intanto emerge un nuovo video che riprende l'auto di Filippo ancora in zona industriale di Fossò, ferma per 90 secondi. I fiori, i biglietti e le candele lasciati davanti alla casa di Giulia in questi giorni da decine di persone sono stati spostati sotto la sua gigantografia posizionata sulla parete del municipio di Vigonovo.
Una decisione, ha spiegato il sindaco Martello, per ragioni di viabilità e fruizione pedonale dell'area, che è stata completamente riempita, per permettere di poterne lasciare degli altri proprio accanto alla sua splendida immagine con scritto "Giulia, ti vogliamo bene". Fiori, candele e biglietti sono però anche a Fossò, sul marciapiede, in cui dopo aver tentato di scappare dal suo aggressore che l'aveva già colpita violentemente nel parcheggio di Vigonovo, è stata spinta con forza ed è caduta senza più rialzarsi. Quel marciapiede dove sono state trovate le tracce di sangue, i capelli e lo scotch. Ogni giorno che passa emergono dettagli su quella sera. Dopo il video che riprende l'aggressione nella zona industriale, ne spunta un altro, pubblicato dal Gazzettino, che riprende i movimenti successivi all'aggressione in un punto diverso. Dopo aver lasciato la quinta strada qui nella zona industriale di Fossò, dove ha caricato il corpo di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta si è immesso nella via principale, via dell'Industria, solamente che invece di svoltare a sinistra per allontanarsi è andato a destra. Da qui si è immesso in via Settima Strada e poi in via Nona Strada, tutte strade interne e ancora più deserte. Ha rifatto il giro una seconda volta, dopodiché le immagini delle telecamere di un'azienda lo vedono fermo con la vettura a fari accesi per 90 secondi. Cosa ha fatto in quei minuti? Questo forse potrà chiarirlo solamente lui una volta rientrato in Italia. Dopo queste immagini le tracce dell'auto si perdono per qualche minuto, per poi riapparire in via Provinciale Nord, fuori dalla zona industriale, percorrere la riviera del Brenta e dirigersi verso il Trevigiano. Intanto la polizia tedesca ha trovato un secondo coltello nell'auto, ora sotto sequestro, oltre che un paio di guanti e un telefono cellulare. Sarebbero stati trovati poi circa 300 euro in contanti. Per quanto riguarda l'autopsia sul corpo di Giulia, sarà eseguita il 1° dicembre alle 9 all'Istituto di Anatomia Patologica della Clinica Universitaria di Padova. All'esame parteciperà anche l'anatomopatologo Antonio Cirnelli, nominato come perito della famiglia Cecchettin. In questi giorni sono stati presi d'assalto i numeri dei centri antiviolenze, anche da genitori che chiamano perché preoccupati per i loro figli. Se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate, comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita. L'accurato appello di Gino Cecchettin il giorno dopo il ritrovamento del corpo della figlia Giulia ha avuto un eco imponente in tutte le città. Raddoppiate le chiamate nei centri antiviolenza di genitori preoccupati per le proprie figlie. In una settimana, ci ha spiegato la presidente di Telefono Rosa, Stella Di Bartolo, siamo stati presi d'assalto dalle telefonate. Famiglie che chiedono informazioni, aiuto, sostegno, che chiedono se determinati atteggiamenti possano essere pericolosi, se ci sono segnali a cui prestare maggiore attenzione. Chiedere un aiuto, un consiglio, anche segnalare un comportamento dubbio e creare quindi un ponte in modo che comunque si conosca che c'è la possibilità di avere delle indicazioni su certi comportamenti, anche perché per esempio noi all'interno del Telefono Rosa lavoriamo con tutte operatrici rigorosamente donne, perché questo ci è richiesto, estremamente competenti e preparate. A livello nazionale le richieste d'aiuto al 1522, il numero gratuito per le richieste di aiuto e sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalle 200 telefonate quotidiane si è arrivati alle 400, con picchi tra 400 e 500, se si considerano anche quelle fatte con chat e app. Intanto i dati raccolti lo scorso anno sono preoccupanti. Per il 2022, perché ancora per il 2023 i dati completi non li abbiamo, il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso ha ricevuto per la provincia di Treviso 370 chiamate. In carico ne abbiamo preso 176 donne. Un trend che non accenna nemmeno a diminuire. Per noi non è un buon segno. Bisogna lavorare tanto non solo in vista del 25 novembre o dell'8 marzo, ma sempre, tutti i giorni, e accorgersi delle cose che ci stanno intorno. Se anche qualcuno ha il sospetto che una donna ha bisogno, gli tenda una mano, perché non parlo di colpa, ma di assunzione di responsabilità, è sociale a questo punto.
Nel Trevigiano le farmacie diventano presidi per la sicurezza delle donne. Vediamo come. A volte basta anche solo lo scambio di uno sguardo per capire se c'è una situazione delicata, e quindi io credo che poter dare questo sacchetto sia comunque un segno molto importante senza troppe parole. Non è un semplice sacchetto quello che sarà distribuito anche nei prossimi giorni nelle oltre 300 farmacie della provincia di Treviso, ma un potenziale messaggio in bottiglia per tutte quelle donne vittime silenziose di violenza. 1522 il numero disponibile 24 ore su 24 in caso di abuso. Da qui l'iniziativa in vista del 25 novembre dell'Ordine dei farmacisti trevigiani con Farmacie Unite, Federfarma e Soroptimist Conegliano Vittorio Veneto. Oltre al sacchetto in distribuzione anche un vademecum calato sulla realtà del territorio. Su questo opuscolo ci sono delle semplici informazioni sulla violenza, ma soprattutto ci sono tutti gli indirizzi relativi ai centri antiviolenza, ai consultori e agli sportelli aperti nella nostra realtà provinciale. Solo nella Marca, senza contare i consultori familiari, ci sono 3 case rifugio e 5 centri antiviolenza, una rete che le stesse farmacie possono attivare. Mi è capitato in 2 casi nel corso degli ultimi anni, e grazie proprio al mio far parte di questo tavolo sono stata in grado di dare in tempo reale delle risposte, e ho indirizzato tutte e 2 le signore al consultorio. So che sono state prese in carico tutte e 2. Sullo sfondo quella che resta una piaga con buona parte delle vittime che non vuole denunciare per paura delle reazioni dell'uomo violento, quasi sempre un compagno o un ex, o per non compromettere il contesto familiare. La mobilitazione antiviolenza è appena iniziata e ha un preciso colore. Il colore arancione è stato scelto dall'ONU come colore di speranza per un futuro migliore senza violenza. Teolo, dramma in una bifamiliare. Questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato i corpi senza vita di 2 persone. Si tratta di una mamma e di suo figlio. Io ho telefonato subito in comune, già era troppo presto, verso le 7:30, alle 8:20 più o meno. Ho parlato in comune, loro non sapevano niente da darmi qualche informazione. Ho telefonato al carabinieri, la stessa cosa, ho chiamato il gas, ho telefonato subito dopo ai vigili, sono venuti, sono entrati dentro, hanno spaccato, non lo so, finestre e hanno trovato dentro senza vita purtroppo. Erano mamma e figlio. Rosa Dalla Valle, 87 anni, conosciuta in paese come Maria, e Paolo Rampon, 60 anni. Vivevano qui in questa elegante e curata porzione di bifamiliare bianca con i balconi rossi in via Rialto a Teolo, a 2 passi dall'abbazia di Praglia. A trovarli senza vita al piano terra, l'uno nell'ingresso, l'altro in cucina, con ancora gli abiti da giorno addosso, sono stati i vigili del fuoco, arrivati poco prima delle 10 dopo la telefonata allarmata dei vicini di Silvestro Ciobanu e della coppia che vive accanto alle vittime, preoccupati per il forte odore di gas. Un odore ancora fortissimo anche a ore di distanza dal ritrovamento dei 2 corpi senza vita. Sulle cause stanno indagando i carabinieri, che per ora hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione, e i vigili del fuoco arrivati con il NIAT, il nucleo investigativo antincendi territoriale. Stiamo indagando, non sappiamo di preciso la dinamica. Ma da dove è partita la fuga di gas? Fa parte tutto dell'indagine. Di sicuro c'è stata un'esplosione, però. Stiamo capendo anche quello. C'è stata una combustione di sicuro, però causa, effetto, da cosa. Sono tutte domande che con le indagini veniamo a coprire. Nessun segno di violenza o di effrazione all'interno dell'abitazione. Una vita riservata, quella condotta da Rosa Dalla Valle e dal figlio Paolo Rampon. Resta da stabilire anche l'ora esatta del decesso e soprattutto la provenienza del monossido, il nemico silenzioso che non ha lasciato loro scampo. Una stufa, la caldaia, il piano cottura. Enorme lo spavento dei vicini che tremano all'idea di quello che sarebbe potuto accadere. Io da tanti anni, da quando sono venuto qua, ho comprato un rivelatore di gas. La moglie sempre mi diceva: fa un rumore, perché ogni volta quando prepari qualche cosa suona. Apriamo così. Meglio, perché io sono in sicurezza di queste cose. Adesso mi si fa la pelle di bocca. Dopo la denuncia di un gruppo di lavoratori che avevamo raccolto poche settimane fa, l'indagine della Guardia di Finanza che ha scoperto del caporalato al mercato agroalimentare di Padova. Vediamo.
Sono tre le persone coinvolte nella brutta storia di caporalato che si è consumata all'interno del mercato agroalimentare di Padova. La Guardia di Finanza ha disposto 2 misure cautelari in carcere per i 2 presunti caporali, un uomo del Bangladesh e un romeno, che si sarebbero occupati del reperimento di lavoratori stranieri bisognosi, prospettando loro l'assunzione nelle cooperative riconducibili ad un indagato italiano a fronte del pagamento di una somma di denaro. Per questa terza persona invece è stato disposto un obbligo di dimora con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Circa 20 i lavoratori sfruttati e che subivano minacce per continuare a lavorare, pagando somme per avere i contratti con la cooperativa che aveva avuto l'appalto da un grossista. La denuncia era emersa grazie al sindacato di base ADL Cobas. Noi avevamo dichiarato un po' di tempo fa che c'era questa situazione pesante all'interno del mercato ortofrutticolo che vedeva coinvolte 3 cooperative sostanzialmente, e che vedeva appunto i lavoratori soprattutto del Bangladesh costretti a pagare somme importanti per poter lavorare. Le indagini della Finanza, della Polizia Locale e dell'Ispettorato del Lavoro hanno consentito di individuare le responsabilità dei 3. Una volta assunti, gli operai svolgevano turni di lavoro estenuanti senza beneficiare delle ferie e dei giorni di riposo ed erano costretti a pagare per avere contratti a tempo determinato. La cosa che a noi interessa adesso, comunque vadano le cose, è che questi lavoratori possano continuare a lavorare. A noi interessa adesso che comunque le istituzioni, le cooperative, il grossista si assumano le responsabilità in merito a questa situazione e che garantiscono a questi lavoratori che fino adesso sono stati sfruttati e taglieggiati di poter continuare a lavorare, di poter continuare ad avere una vita sicuramente migliore di quella che hanno avuto fino adesso. Incidente sul lavoro a Pieve di Soligo dove ha perso la vita una giovane donna di 26 anni. Ci sono 2 persone iscritte nel registro degli indagati, un collega di Anila Grisciai e l'amministratore delegato della Boccona di Pieve di Soligo. Questa mattina alle 11 i funerali della ragazza e 2 comuni in lutto, Miane e Pieve di Soligo. Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta nella chiesa parrocchiale di Miane Anila Grisciai, la giovane 26enne che ha perso la vita mentre lavorava nella ditta Boccona di Pieve di Soligo. Parenti dall'Albania, amici, colleghi di lavoro, tutti insieme per una tragedia che ha lasciato sgomenta e incredula l'intera comunità mianese. Anila era molto stimata sia in paese che nella ditta dove lavorava, nella quale svolgeva da alcuni anni la mansione di capolinea nel confezionamento di surgelati. Nei comuni di Miane e Pieve di Soligo, dove è accaduta la tragedia, è stato proclamato il lutto cittadino. Abbiamo predisposto le bandiere a mezz'asta, il mercato è stato sospeso e abbiamo chiesto alle nostre attività produttive un segno di rispetto. Abbiamo ritenuto come Consiglio Comunale di indire il lutto cittadino e di far sentire alla famiglia tutta la nostra vicinanza con le bandiere a mezz'asta e con un minuto di silenzio all'inizio del funerale. Un lutto come questo mette alla prova la nostra fede, ha detto Don Maurizio da Siena l'omelia. Guardando sugli spalti dopo ogni mio gol mi mancherà vedere i tuoi ricci. Così il fratello Aurelio tra le lacrime. Ti amo, ti ho amato e ti amerò per sempre, le parole del fidanzato commosso. La madre in chiesa poco prima che uscisse la salma è stata colpita da un malore. Certe cose accadono e basta, non ti chiedono il permesso, sono quelle che meritano tutto il coraggio e la forza che mai avresti pensato di avere. È questo il toccante messaggio che i familiari hanno voluto dedicarle nella foto dei ringraziamenti. In ricordo di Anila, venerdì prossimo ci sarà una fiaccolata che partirà dalla chiesetta di Sant'Antonio di Vergoman per arrivare alla chiesa arcipretale di Miane. Dopo il funerale, la folla commossa assieme ai genitori e ai fratelli hanno accompagnato Anila in cimitero dove la salma è stata tumulata. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità. Ben ritrovati TG del Veneto, ecco come far tornare giovani oriundi veneti per trovare manodopera per il nostro territorio. La proposta è stata lanciata dal presidente della Union Camere Veneto.
manodopera già formata e soprattutto una manodopera che ha, direi, anche un'origine italiana. Ecco, se noi pensiamo a certi paesi dell'America Latina come l'Argentina o come il Brasile, dove ci sono tantissimi oriundi italiani, questi sono potenziali paesi dove noi stiamo lavorando. Attrarre i giovani oriundi veneti in Veneto e far fronte così in parte alla carenza di manodopera dalla sanità al turismo. Il progetto inizialmente abbozzato sembra ora realtà e a parlarne il numero 1 di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, presidente nazionale tra l'altro di Assocamere Estero. Da tempo Pozza chiede una gestione ordinata delle migrazioni ed è in questo piano che una voce importante è costituita da chi ha radici venete. Esistono dei precedenti. Abbiamo già avuto un'esperienza ancora negli anni 90, quando c'è stata quella grande crisi di manodopera, dove c'è stata questa, tra virgolette, importazione di manodopera. Ecco, adesso si può ritarare meglio perché ci sono strumenti nuovi, c'è una comunicazione diversa rispetto a una volta, ma le opportunità che il nostro paese può dare sono tante. I tempi sono maturi, fa intendere Pozza, per cambiare approccio in un momento in cui mancano profili sia generici che specializzati. Si parla di turismo di rientro, qui si parla non di turismo di rientro, ma bensì di un rientro di lavoratori, il rientro di italiani, che si sentono italiani, perché anche se sono di seconda o terza generazione o quarta, l'italianità che hanno la sentono. E io ne ho avuto la prova frequentando ovviamente le nostre camere e conoscendo insomma questi nostri italiani che in giro per il mondo hanno fatto fortuna, ma non tutti però hanno fatto fortuna, e ovviamente anche perché ci sono milioni e milioni di italiani in giro per il mondo. Ci fermiamo, TG Veneto termina qui, dopo di noi TG Venezia, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Tempo stabile sul nostro territorio grazie all'alta pressione. Nel weekend poi un fronte freddo darà il via ad una fase decisamente più invernale. Vediamo il dettaglio di giovedì 23 novembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, precipitazioni assenti. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, venti moderati da nord-est. Temperature in calo, minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno su tutta la nostra regione. Al mattino possibile qualche locale gelata in pianura. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo sottili nubi alte al mattino, poi decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.